Noi abbiamo perso il 90% del fatturato, chi si occupa di destination wedding anche il 100%, perché il nostro lavoro si basa anche sull'incoming, su chi arriva dall'estero. L'Italia è una delle mete più ambite per venirsi a sposare. Non siamo dimenticati, siamo proprio ignorati e siamo l'unica categoria di fatto che non riparte. Abbiamo ricevuto soltanto tantissime promesse e ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Non ultimo il fatto che anche il decreto sostegni sono 40 giorni che aspetta di essere approvato e ancora non è approvato, quindi noi siamo chiusi per legge e non siamo neanche aiutati dal punto di vista economico. C'è un grossissimo problema in questo. Hanno consentito la riapertura dei ristoranti e mi sta benissimo, perché chiaramente abbiamo bisogno tutti di ripartire a lavorare, ma non hanno consentito per decreto la ripartenza delle feste, perché il decreto si rifà al DPCM nel riprendere il divieto di feste conseguenti a cerimonie civili e religiose. Questo fino al 31 di luglio. Questo che cosa determinerà? Inevitabilmente che ci sarà un abusivismo totale, perché maggio e giugno sono i mesi delle comunioni, delle cresime, certo, lasciamo stare anche il matrimonio, tutte le piccole cerimonie che nessuna famiglia rinuncerà di festeggiare, e lo faranno abusivamente.